Bravi, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, la stagione è finita, purtroppo nemmeno questa volta siamo riusciti ad arrivare in Divisione 1, ma ci siamo divertiti tantissimo. I gol sono stati abbastanza perché purtroppo non sono riuscito a giocare tantissimo e come sempre adesso andiamo a vedere la classifica marcatori stagionale e la classifica marcatori all time. Partiamo ovviamente con la classifica marcatori stagionali, 15 giocatori in gol in questa season, partendo dal 15° posto con Leonardo Spinazzola, un solo gol per lui. Continuiamo con Pasqualino Mazzocchi, ragazzi, è andato in gol una sola volta in questa season, nonostante la season precedente ha fatto i macelli, questa volta un solo gol. Andiamo avanti con Alessandro Buongiorno, marca anche lui questa season con un gol stagionale. Sorpresone di stagione, ragazzi, che abbiamo fatto tirare ben 2 rigori, li ha segnati entrambi, percentuale del 100%, entra in classifica Alex Meret con 2 gol. All'11° posto andiamo con Michael Folorunsho, ragazzi, anche per lui 2 gol stagionali. E sempre a 2 gol stagionali abbiamo Scott McTominay al 10° posto. Continuiamo con Matteo Politano, 9° posto, solo 4 gol per lui, continuano le sue stagioni un po' così e così, purtroppo un po' penalizzato dal fatto di non essere più titolare fisso. All'8° posto David Neres, 6 gol per lui, ci ha aiutato in qualche occasione. Al 7° posto troviamo Frank Zambo-Anguissa, ragazzi, anche in questa season quasi in doppia cifra, 9 gol per lui. Al 6° posto, sempre a 9 gol, Giacomo Raspadori, ragazzi, ci ha fatto divertire con le sue giocate entrando dalla panchina. Entriamo in top 5 con Filippo Ngonke, 5° posto, 13 gol, stagione estremamente positiva. 4° posto per il Ciolito Simeone, ragazzi, sta segnando veramente tantissimo nonostante la maggior parte delle volte entri dalla panchina, 33 gol per lui. Si apre la top 3 questa volta con Diego Armando Maradona, che non è primo ma è terzo con 40 gol stagionali. Al 2° posto Khvicha Kvaratskhelia, ragazzi, è secondo, 57 gol per lui. E al 1° posto, per la prima volta da quando è arrivato a Napoli e quindi nella squadra di Real Napoli Football, Romelu Lukaku, ragazzi, 61 gol stagionali e lui il re di questa season a livello di gol. Raga, questa è la classifica stagionale dei marcatori, ben 15 giocatori in gol come avete visto, questi sono i gol che hanno realizzato e adesso godetevi la classifica all time.
come avete visto continuano i movimenti nella classifica all time, ci sono giocatori che cercano di rosicchiare posizioni, Kvara continua la sua corsa verso il primo posto con un Osimhen che ormai non gioca più nel Napoli, vedremo nella prossima season cosa cambierà e come sempre Forza Napoli e ci vediamo alla prossima live.